Parcheggi come quelli che ci sono alle nostre spalle, gratuiti la domenica, è la nuova proposta, potrebbe diventare realtà, cosa ne pensa? Certo, potrebbe facilitare l'accesso al centro storico, sempre che i negozianti tengono aperti i negozi, però ecco. Ovviamente sì, Beh, sarebbe anche giusto anche per incentivare il centro dalla gente che viene da fuori, visto che il centro ultimamente è molto penalizzato. La proposta è di quelle che non si possono rifiutare, parcheggi gratuiti per tutti nei giorni festivi. Un sogno, dal momento che Vicenza è ormai una delle ultime città del Veneto in cui ancora la domenica si paga la sosta. Ma una volta non era così, fu un cambiamento imposto dall'ex sindaco Achille Variati. Nel programma della nuova giunta c'è proprio questo cambiamento, ma per sapere se la rivoluzione sarà attuabile bisognerà aspettare almeno novembre, quando l'assessore Cicero vedrà se con AIM i conti tornano. Ma intanto la notizia è stata accolta da un'euforia generale incredibile. Era ora. Mi sembra che sia la prima, adesso non vorrei offendere Variati, ma la prima iniziativa intelligente del sindaco questa. Non so, lei cosa dice? Io la penso anch'io così, è la domenica senz'altro, perché lasciare libero lo ritengo indispensabile. Doveva essere già fatto, insomma è una cosa che deve andare fatta come in tutte le città italiane. Pienamente d'accordo dal momento in cui siamo tra i pochissimi comuni a non farlo, è una vergogna anche perché fino a non tanto tempo fa erano gratuiti. Questo comunque demoralizza completamente il centro storico che effettivamente ne risente. Quali sono altri interventi per voi commercianti che pensate vi possano aiutare? Un po' di pulizia in più magari non darebbe male, sia polizia che pulizia, insomma, quindi secondo me questo potrebbe essere una buona cosa. E anche più serate come l'ultima che hanno fatto in Notte Bianca, che è stata qualcosa di eccezionale. E poi c'è qualche commerciante che azzarda anche un'altra proposta. Saremmo molto d'accordo, ma saremmo anche molto d'accordo che facessero un parcheggio magari dalle 5:30 alle 7:30, non gratuito ma molto più conveniente, che magari quelli che finiscono di lavorare a quell'ora lì hanno modo di farsi il girettino in centro, insomma. Proposta che noi prontamente gireremo all'assessore di competenza.